Sono Matteo Cagnizzi, sono un ingegnere laureato in ingegneria delle costruzioni edili e sistemi ambientali presso la Sapienza Università di Roma e sono arruolato come tecnologo sempre alla Sapienza del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale. Sono stato arruolato presso il Dipartimento di Licea, la Sapienza di Roma, tramite assegno di ricerca e ho veramente collaborato in un progetto in cui ci sono tutti dati di geolocalizzazione e quindi restituzione di parametri ambientali, la realizzazione di piani di indagini preliminari e successivamente abbiamo fatto tutti dei rilievi tramite sensori LIDAR, termici e multispettrali. Ovviamente da ingegnere la parte più interessante è l'aspetto infrastrutturale, quindi quando ho iniziato a vedere il progetto e tutta la parte della realizzazione dei pozzi, delle caverne e dei lunghissimi tunnel che verranno realizzati. Attualmente sto raccogliendo tutti i dati cartografici per la realizzazione di WebGIS, quindi si parte da raccolta di dati cartografici, si realizza un progetto GIS, un database e successivamente tramite dei plugin dedicati si passa alla realizzazione di un vero e proprio WebGIS e quindi successivamente tramite un link web è possibile visualizzare questo WebGIS. Quello che più mi interessa dal punto di ET, ovviamente oltre al grande esperimento scientifico, è la parte di ingegneria civile, ambientale e di sostenibilità.